Buongiorno a tutti, sono Federica Preto, sono in diretta da Argillà, Faenza. Qui siamo nel luogo dove c'è la mostra Autoritratti, storie di oggetti in ceramica. Qui con me abbiamo Lidia Marti, che è una ceramista, una delle 15 ceramiste che hanno partecipato a questa mostra, e l'ho rapita perché in questo momento si è appena aperta anche la mostra a mercato. L'ho rapita e volevo appunto con lei dialogare un pochino e far conoscere un po' meglio chi è Lidia Marti. Allora, ciao Lidia. Ciao Federica e ciao a tutti. Chi è Lidia? Io sono io. No, va bene, sì, sono una ceramista, ceramista che ha fatto anche la scuola qua a Faenza, un perfezionamento negli anni passati, quando c'era ancora il perfezionamento internazionale alla scuola Ballardini, qua di Faenza, dopo aver fatto invece un percorso sempre ceramico in un'altra città ceramica del Piemonte, Castellamonte. Chi sono dunque? Sono una ceramista che prova a proporre una ricerca personale. Lavoro la maiolica, siamo nella città e nel centro della maiolica italiana. E che altro dire? Insomma, mi sono stata folgorata dalla ceramica in età proprio infantile, quando sono andata a una gita scolastica che al tempo si faceva ad Albissola. Ho visto lavorare la ceramica e mi sono innamorata di questa materia che dal nulla ti dà la possibilità di fare tutto quello che vuoi, in verità, no? Con il limite, sì, un po' tecnico, però alla fine uno può lavorare veramente con vari materiali, che fa parte un po' della mia ricerca, di inserire oltre alla ceramica altri materiali che possono essere vetro, possono essere nella mia ricerca del bijou contemporaneo, che tratto come microsculture. Lavoro anche del nylon, oltre all'acciaio metto insieme insomma delle forme un po' insolite, diciamo, no? Così. Che ne vediamo, le Sì, sta indossando in questo momento, no? anche, sì, ecco, sì, Eh, ovviamente. sì. Che altro dire sul fatto che questa possibilità di lavorare questa materia mi dà la gioia di poter esprimere un po' le mie follie che, vabbè, possono essere un po' di tutti i creativi, no? Di andare oltre i limiti tuoi e della tua materia che lavori. E quindi da quanto tempo lo fai adesso? Allora, io ho avuto un percorso un po' interrotto. Ho finito le scuole, ho fatto un giro un po' così, come si fa da giovani, a scoprire il mondo, l'Europa un po'. Sono stata un po' in Germania, un po' in Grecia, che è rimasto il mio paese nel cuore. E dopodiché sono tornata a casa e ho avuto un'opportunità di imparare a restaurare i mobili antichi. Quindi ho fatto per una ventina d'anni la restauratrice, prima in bottega per 3 anni, 4 anni, insieme con un bravo artigiano che mi ha dato il mestiere, e poi sempre come imprenditore di me stessa mi ero giocata questa capacità. Poi però mi rimaneva sempre questo desiderio di andare a giocare con la ceramica, che è sicuramente il mio sogno, e a un certo punto ho detto "Oh, adesso mai più", e quindi dal 2009 mi sono rimessa in corsa, quindi sono 12 anni, no, ora che mi propongo con queste mie nuove creazioni. E difatti sono quasi 12 anni che io ti Esatto, è conosco. vero. Infatti tu mi hai scoperto nel 2010, che è stata la mia prima argilla. Eh Ero sì. venuta a vederla nel 2008 perché avevo già questo desiderio nel cassetto, e mi è sembrato insomma un'apertura di un mondo che qua in Italia purtroppo è un po' unico come evento internazionale così grande. E poi, vabbè, insieme a Faenza c'è anche questa associazione di Firenze, Arte della Ceramica, che con molto volontariato, insomma, molto lavoro dietro le quinte è riuscita a promuovere la ceramica in Firenze, e quindi c'è anche un appuntamento al primo weekend di ottobre in Firenze,
Ora si sta aprendo anche un'altra possibilità a Verona, che però siamo alla quarta edizione, sempre con questa voglia di far capire agli italiani che esistiamo non solo diciamo, con questi enti istituzionali, ma anche come entità di autoproduzione, insomma, di nostre... Ma infatti tu hai proprio accennato ad Argilla. Noi siamo ad Argilla, che appunto è una manifestazione importante, ce ne siamo anche resi conto anche noi girando per le strade, girando per i palazzi, perché qui è pieno di eventi anche, oltre al nostro ci sono tanti eventi. Com'è la tua esperienza e come puoi raccontare? Perché questa intervista serve anche proprio per dare delle notizie su che cosa sta succedendo qui dal punto di vista dei ceramisti. Certo, allora dunque facciamo scoprire dal mio punto di vista è questo. Io appunto nel 2010 ho fatto la mia candidatura ad Argilla e ho fatto i salti alti, nel senso ero molto emozionata dall'essere comunque inserita in questo gruppo. Ed è stato per me un po' un trampolino perché iniziando ed essendo un po' fuori da anni ho di nuovo riscoperto un mondo ceramico che qui in questa occasione è un'opportunità per molti anche che sono agli inizi, che hanno già comunque una certa professionalità, non dico per me ma anche per chi viene, no? Per le prime volte. Io adesso conosco dei giovani, no? Così, e dico dai fai la candidatura ad Argilla che è l'evento che ti lancia, no? In qualche modo, e ti fa capire anche quello che c'è intorno a questa materia, no? Ed è un mondo effettivamente molto articolato perché dalla ceramica d'uso c'è tutta questa ceramica di ricerca scultorea, questo design, insomma ci sono le varie correnti, diciamo, no? le varie voglie di espressione. E Argilla è poi molto molto bella perché è giocosa, perché ci sono, va bene, ci sono anche queste cotture in piazza di forni particolari, ogni anno c'è una proposta di gente che veramente fatica e sono eccezionali. Questo gruppo veneto che è di Bassano che lavora molto per di Nove e che insieme sono veramente faticano, no? per avere questa realizzazione di un forno eccezionale tutti gli anni diverso, no? E quindi poi c'è la parte così appunto della relazione, vieni a conoscere colleghi, essendo anche internazionale, quindi hai una visione aperta, no? su questa, e direi che insomma partecipare a questo evento è emozionante, dai, è giocoso, è bello, insomma, una cosa no, l'energia secondo me si sente tutta. Sì, c'è tanta Si gente sente veramente. Dagli appassionati, dagli amatori, dai ricercatori, dai collezionisti, cioè insomma c'è un po' un mondo che trovi qui. E in Italia purtroppo lo trovi qui. No, anche un po' a Firenze. A Firenze poi vabbè abbiamo questo bacino di Turino, lo facciamo in Santa Croce ormai, e quindi c'è proprio anche lì, no? È un evento annuale che richiama anche molto. Verona pure, cioè sono comunque città che danno delle possibilità. Tra l'altro Argilla è stata ferma come quasi tutti gli eventi per 2 anni, quindi ritorniamo alla grande tutti insieme. Tu appunto hai accennato prima che ci siamo conosciute nel 2010, sì, no? Mi ha scoperto sono molto contenta di questa cosa perché effettivamente è uno dei nostri pregi, no? Quello di riuscire poi negli anni a vedere poi come le persone possono crescere e valorizzarsi. Sì. Tu qui hai un'opera. Sì. Qui hai un'opera che tra l'altro ha esposto in maniera virtuale. Per chi ci ascolta è la prima volta che per noi è un esperimento questo, perché lo abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto 2 anni fa in maniera digitale, quindi ci incontriamo, abbiamo fatto questo tipo di online, però ci siamo incontrate dopo tanto tempo e quindi sono proprio contenta di averla qua.
parla un po' della tua opera qui e visto e considerato che questo permetterà poi alle persone che ci ascoltano di votarla, perché come per Autoritratti 2 anni fa, anche quest'anno abbiamo pensato di dare una votazione proprio hanno già cominciato il pubblico che è venuto a trovarci qua ieri sera a votare, quindi ci sono già le votazioni, non sappiamo cosa hanno votato, ma ci sono, quindi invito anche a votare sia venendo qui ma anche online, perché online su il sito di arcadeitalenti.com si riesce a votare l'opera preferita o le opere preferite. Allora fai un tuo spot per raccontare la tua opera, che così chi ci può ascoltare poi potrà andare a votarla. Premetto che io a parlare delle mie cose faccio sempre molta fatica, perché insomma non sono una comunicatrice e penso che l'oggetto debba parlare di sé da solo, però posso parlare insomma della mia idea. La mia idea, ecco, è sempre interpretativa. Io faccio una ceramica decorativa, sì, di uso, però diciamo che privilegio una ricerca formale, no? La mia ricerca in questo caso qua è proprio un discorso di scomposizione di un volume, come lavoro sugli oggetti in generale. Scomposizione intendo proprio giocare con dei pieni e vuoti, e sempre una ricerca diciamo di proporre un qualcosa di molto personale, quindi non voglio rifare cose che ho già visto. E questo vaso, che quando lo vedi molto spesso mi chiedono cos'è, è un vaso che viene comunque a essere un contenitore in qualche modo, perché è strutturato con questi metalli che io utilizzo, che creano un volume nel vuoto. Adesso altro non saprei, ecco, come cosa. Lo lavoro con il tornio, mi piace lavorare sempre come pezzi unici, anche se poi l'idea magari si ripete, però non è un lavoro di stampo, ecco, non è il lavoro pensare di fare una tiratura di grandi numeri, ma essendo anche un piccolo laboratorio dove lavoro solo io, faccio appunto una piccola produzione di questi oggetti. Ora bisogna che lo vedete, perché esprimerlo proprio così in parole mi viene Ma difficile. come mai l'hai scelto come il tuo oggetto autoritratto? Allora, l'ho scelto perché, vabbè, come lavorazione è piuttosto complessa rispetto ad altri. Poi ha proprio questa cosa di essere così un po' tanto leggero, tanto l'idea è di mettere insieme queste geometrie, e insieme queste geometrie creano un'entità, no? Una forma che prende consistenza sia visiva che insomma di peso eccetera, però ha questa insomma un po' la fragilità, sembra un po' fragile, no? In verità è molto forte, perché tutte queste entità sono collegate in modo perché lavoro con questo acciaio che cuocio insieme con la ceramica, quindi non è assemblato una volta che è cotto, ma in crudo, e poi viene lavorato la prima volta per avere la possibilità poi di smaltarlo nella seconda. E per dire, mi sembrava rappresentativo, perché mi sembra un po' un lavoro ben riuscito e poi mi piace molto. No, è molto bello, è veramente molto bello, è uno dei pezzi belli, ma qui sono un po' tutti e 15, certo, proprio perché, come dicevo ieri a chi è venuto a trovarci, ognuna di questi pezzi parla del ceramista che lo ha fatto, quindi per forza di cose sono uno diverso dall'altro, ed è interessante, tra l'altro alcuni addirittura si sono emozionati ieri sera ascoltando i vostri racconti, perché qui è possibile anche ascoltare i racconti delle opere direttamente dalle voci
dei ceramisti che le raccontano. Quindi un invito ancora di venirci a trovare, proprio perché siamo in via Giuseppe Maria Emiliani 2, vicini a via Garibaldi, quindi molto vicino alla piazza, dove effettivamente ci sono i forni, Sì, sì, dove sì. ci sono le manifestazioni estemporanee sulla ceramica, quindi vi invito a... Bene, io non ti lascio, non ti prendo altro tempo, perché so che sei Grazie. assolutamente di corsa, perché è appena iniziato anche la parte della mostra mercato, quindi oggi poi ci aspetta una giornata interessante per tutti, perché è sabato, è la giornata forse più importante, perché ci sarà tanta gente, e quindi ti ringrazio per la disponibilità. Dai un ultimo segnale Certo. a tutti per venire anche qui a vedere la mostra e per venire a vedere il tuo stand. Sì, grazie. Dunque, io intanto devo ringraziare Federica e il suo collaboratore, perché sono dei grandi, sono molto bravi a organizzare questi eventi, hanno una grande pazienza e danno credito a persone che senza di loro non avrebbero altre possibilità. Non l'ho Forse. pagata. No, no. E ringrazio voi di avere questa voglia di ascoltarmi. Vabbè, sono in mezzo a tanti, sono in via Mazzini al D1, comunque ci sono le mappe, insomma si ritrovano. Scappo perché effettivamente si spera di fare grandi cose oggi, perché la cosa è iniziata ieri, sì, però insomma ci abbiamo già avuto un buon pubblico, un numeroso pubblico, e vi aspetto. E grazie tanto a voi. Grazie, Grazie a tutti. buona giornata, e ritorniamo fra poco con un'altra intervista. Ciao. Cosa vuol dire questo, che dovevo stare zitta? Perdonami.